Buongiorno, mi chiamo Mara Santarato e sono una guida naturalistico-ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, oltre a rivestire nel campo dell'associazionismo il ruolo di presidente della Pro Loco di Ariano nel Polesine. Lavoro ormai da 20 anni nel territorio del parco, sia per motivi di studio e poi anche per passione personale mi sono appassionata sempre di più a questo territorio, cercando di far diventare questa passione alla fine anche il mio lavoro. Amo questo territorio perché è un territorio che può regalare ed offrire tantissimo, non soltanto dal punto di vista naturalistico ambientale, ed è palpabile, visibile proprio ad occhio anche per i meno esperti, meno appassionati, ma anche perché riesce ad approfondire delle tematiche storico-archeologiche molto molto importanti. È proprio da questo tassello, dalla conoscenza della storia e dell'archeologia, che il Delta può essere proprio conosciuto, sviscerato ed approfondito, partire da quello che è stato il Delta nell'antichità per arrivare a comprendere come si è riusciti ad avere un territorio plasmato dall'uomo ma anche dalla natura, e quindi quello che è per tutti noto e conosciuto come il Delta moderno. Alle persone che vengono qui io consiglio sempre di muoversi con lentezza, con calma, utilizzando quelli che sono dei mezzi di trasporto che si prestano alla visitazione del nostro territorio, quindi bicicletta piuttosto che un percorso a piedi. Non si disdegna di certo l'automobile, ma cercando di parcheggiarla quanto più possibile per raggiungere poi posti e poter poi visitare i nostri luoghi con tutta calma e serenità, non soltanto guardandoli dal punto di vista estetico, bisogna avere un occhio più attento. È un territorio che io lo chiamo abbastanza timido, riservato, cioè non si fa scoprire subito, immediatamente, e quindi molto spesso anche l'ausilio e l'aiuto di una guida o di una persona che conosce il territorio può aprire un mondo che è tutto poi da scoprire. Il mio rapporto col fiume è un rapporto stretto. Io da sempre abito qui, sono proprio di Ariano nel Polesine, quindi è un paese proprio a ridosso del ramo più meridionale del Po, che è il ramo del Po di Goro, che tra l'altro è uno dei rami più antichi rispetto a tutti gli altri che si sono poi andati formandosi in periodi e in secoli successivi. Il ramo del Po molto spesso, quando si è in paesi di confine, soprattutto qui il ramo del Po di Goro perché fa da confine tra Veneto ed Emilia-Romagna, viene visto spesso come un confine. In realtà è una cerniera in questo caso, che tende invece ad unire molto spesso i territori. Io lo vedo e lo leggo in questo senso. Non si può separare a livello politico un territorio che invece è un unicum a pieno titolo. Mi rende orgogliosa il fatto di essere riuscita a rimanere qui una volta terminati gli studi, quindi aver scelto proprio di rimanere nel mio territorio nonostante le difficoltà che si possono trovare una volta terminati gli studi anche dal punto di vista lavorativo, ed essere riuscita a costruirmi un lavoro proprio legato alla promozione del territorio e al fatto di non mandar via la gente ma di farla venire qui da noi.